Mister Benzi, allora, da domani la Liguria è in zona gialla, la classifica di eccellenza da stasera in zona gialla, si può dire? Sì, no, siamo contenti. Certo, con i ragazzi abbiamo parlato il primo step è arrivare nelle prime 4. Stiamo andando bene, stiamo andando verso questo primo step che ci siamo messi come obiettivo e da quel lato lì credo che insomma, ci stiamo riuscendo, però in questo campionato anomalo le difficoltà ci sono sempre, quindi ci godiamo questa partita, però da martedì riprendiamo. È una squadra che ha dimostrato anche di saper soffrire, perché paradossalmente nel momento in cui c'era più equilibrio totale è arrivato questo gol che poi ha sbloccato, lì poi vi siete un po' sbloccati e forse poi avete meritato i punti. Sì, il primo tempo ho detto ai ragazzi ci è mancato una lira per far 100, nel senso che siamo arrivati vicino all'area di rigore sovente ma non siamo riusciti a fare l'ultimo passaggio. Poi è chiaro che più la partita va avanti, più le squadre si allungano e chiaramente la nostra qualità poi di certi giocatori, però non abbiamo mai smesso di giocare, abbiamo sempre cercato di arrivare in porta giocando, quindi io credo che poi alla fine abbiamo meritato di vincere. È un campionato strano che sta dando risultati strani. Sì, ma io l'ho sempre detto, cioè questo è un campionato, io ho 60 anni ma non ho mai visto un campionato se arrivi in fondo di 10-12 partite, quindi dopo 4-5 mesi secondo me tutto è lecito nel bene e nel male, nel senso che ho detto che dal 60° in poi nasce un'altra partita secondo me, perché chiaramente le squadre si allungano, sono stanchi, chi ha i cambi può essere decisivo per vincere la partita. Ecco, settimana prossima voi siete al Benga, tosta. Ma no, guarda, noi abbiamo un girone. Nel girone di là ci sono 2 o 3 corazzate, da noi corazzate non ce n'è, ci sono 4-5 squadre che siamo tutti allo stesso livello dove alla domenica puoi vincere o perdere con chiunque, quindi io credo che dobbiamo prendere una per volta, lavorare seriamente.